Cari amici, ben ritrovati su Telenutria. Anche oggi diamo una mano a una persona a me cara che purtroppo recentemente ha avuto delle difficoltà. Si tratta di mio cugino Fiorenzo che ha perso recentemente il lavoro. Mai disperarsi, lui ha trovato subito una nuova alternativa. Infatti ha aperto una ditta di karaoke e adesso può venire a cantare ai vostro matrimonio o alle vostre feste. Per cui se volete chiamarlo al vostro matrimonio oppure a una festa di compleanno o di laurea, basta che ci scrivete qua in redazione e vi metteremo direttamente in contatto diretto con lui. Bene, ma adesso diamo spazio alle news del giorno su Telenutria. Sayonara. La nonna aveva chiesto al nipote di spruzzarle un po' di lacca prima di andare a messa, ma il giovanotto le ha fatto uno scherzetto burletto, usando la bomboletta che aveva comprato per colorare il trattore. La nonna, quando si è accorta dello scherzo, gli ha tirato addosso tanti di quei porchi che ha dovuto confessarsi 7 volte. Oppeano. Voleva tuffarsi di schiena come un divo del rock, convinto che gli amici lo avrebbero preso, ma erano tutti intenti a farsi i cassi loro. L'osso sacro gli è finito in bocca. Crespa d'oro. Si stava dondolando sulla sedia quando si è improvvisamente spaccato tutto. Culo fratturato. Paese. Voleva fare un video simpatico da condividere su Facebook, ma si è incendiato la caponara. Il video ha preso 172 like, 7 condivisioni e 742 bauco. Carturo. Voleva saltare il fossato, ma era agile come una panchina. Una volta caduto in acqua, ha fatto amicizia con 3 nutrie. L'aste basse. Revisione regolare per questo camion dell'87, che ha ottenuto la certificazione Euro 6 Green Power Ecologic. Greta Thunberg, quando ha visto il video, ha bestemmiato. San Pietro Mussolino. Stavano tornando a casa dopo un giro in moto, ma hanno trovato una piccola pozzanghera. Nella caduta la ragazza ha perso il cellulare, mentre l'uomo si è ritrovato un'anguilla in tasca. Questo dietologo di Legnaro usa un metodo infallibile per far dimagrire i suoi pazienti. La sua parcella è di 200 euro, ma alla prima visita si fa pagare 10.000 euro che poi restituisce durante le sedute, facendo correre il paziente come un deficiente. Splendida esibizione per questo ragazzo di Monticello Conte 8, che dopo 2 salti della quaglia ha eseguito un triplo salto carpiato laterale, che però è venuto maletto. Schiena a tocchi. Villa Tora. Aveva comprato un motorino usato su internet e nella descrizione c'era scritto che era praticamente nuovo. Sì, una volta però. Lendinara. Lavorava in un sexy car wash, ma è scivolata come una pantegana sul giasso. Le protesi delle tette sono sciopate. Anguillara Veneta. Aveva costruito un prototipo di moto potente e performante, ma si è dimenticato i freni sul comodino.